Eccoci qui di nuovo, buon pomeriggio amici e amiche della Visione all'Ascolto, torna in linea diretta, abbiamo in collegamento Elena Lizzi, eurodeputata, 10 minuti perché poi dobbiamo lasciarla anche a lei con gli impegni istituzionali che incombono. Allora, innanzitutto buon pomeriggio onorevole, ci dica che area tira, partiamo subito così veloci, che area tira a Bruxelles? Intanto saluto tutti e grazie per questa opportunità di aggiornare la nostra comunità regionale. Beh, diciamo che Mi scusi perché, mi i- scusi onorevole, io ho detto Bruxelles, ma lei è a Strasburgo per la precisione. No, io veramente sono a buia in questo momento, però diciamo Certo. che normalmente dovremmo essere suddivisi tra Bruxelles e Strasburgo, ma purtroppo a seguito della pandemia le occasioni di lavorare fisicamente al Parlamento si sono ridotte notevolmente e quindi ci sono stati dei periodi in cui abbiamo dato il nostro contributo in presenza e dei periodi in cui abbiamo tormentato politicamente, diciamo, la maggioranza con le nostre osservazioni, le nostre puntualizzazioni, stando da remoto, quindi abbiamo fatto dei periodi alternati. Io personalmente ho partecipato, per esempio, a tutta una serie di attività che riguardano Horizon Europe, che è il percorso della ricerca che impegnerà 95 miliardi del budget europeo nei prossimi 7 anni durante diverse sessioni, tra le quali una è durata 14 ore e mezza di seguito. Quindi Avete fatto non era... una Sì, sì, maratona sì. all'infinito, insomma, no? Esatto, Senta, esatto. senta, se io le dico recovery fund, lei cosa mi risponde? Che l'Italia è un po' in ritardo, che purtroppo i tempi saranno abbastanza lunghi e che c'è un grande dibattito ovviamente molto anche fantasticato sull'utilità e sulla tempistica relativa a queste somme che dovrebbero essere nella disponibilità di diversi stati, tra cui l'Italia in via Certo. principale, e la lotta che si era innescata tra la forza politica della Lega, ID anche come gruppo parlamentare e per quanto riguarda il dibattito interno con le forze di governo era che proprio su questo, sul fatto che non sarebbero state somme immediatamente disponibili e soprattutto non sarebbero state somme disponibili liberamente. Infatti noi abbiamo avuto diverse occasioni per approfondire le questioni con i commissari europei Gentiloni, ma anche Dombrovskis, ma anche le altre, anche la Vestager stessa, Certo. ma anche Nicola Schmidt, con cui insomma abbiamo capito, ci è stato detto a chiare lettere, che i percorsi di investimento di queste somme dovranno essere mediate e accettate da Bruxelles. Quindi sostanzialmente Senta, una certo. pre-troica. Una Mm. pre-troica. Senta, onorevole, però all'inizio di questo Recovery Fund, uno di coloro che contestava il fatto di prendere o non prendere i soldi era tra gli altri Matteo Salvini, che all'inizio diceva no, per l'amor di Dio, non andiamo a invischiarci con questi soldi perché rischiamo di pagare cambiali in bianco e via dicendo. Poi all'improvviso Berlusconi è uscito dicendo no, no, anzi pigliamoli i soldi perché ci servono e dobbiamo come centrodestra battere affinché il Recovery Fund venga dato quello che spetta all'Italia e poi la Lega in un certo senso ha ritrattato quello che all'epoca disse. Lei sa che No, purtroppo no, nel bene e non nel ha, male, no? no, non Rimangono ha. nell'etere le cose. Non ha esattamente ritrattato. Noi abbiamo sempre Mm. detto che la favola fantastica dei soldi immediatamente spendibili non erano questi del Recovery Fund e lo dimostra il fatto che è stato approvato il bilancio pluriennale non più di qualche giorno fa, cioè la settimana scorsa sostanzialmente, quindi adesso la Commissione europea, il Parlamento europeo hanno dato l'ok, gli stati anche hanno dato l'ok con tutti i dibattiti che ci sono stati e ci Certo. potrà essere la corsa sul mercato finanziario per fare la raccolta delle somme che poi Mm. saranno messe a disposizione a determinate condizioni e con Chiaro. l'impegno a rientrare nel debito pubblico secondo condizioni che ancora non conosciamo. Quindi Mm. noi non eravamo contrari diciamo a priori sul fatto di avere una condivisione a livello europeo. Abbiamo sempre detto però che la liquidità, le scelte, gli investimenti dovevano essere immediati, perché di questo ha bisogno l'economia italiana
all'indomani, all'alba della conclusione dell'emergenza pandemica, e che la via europea, considerato il fatto anche che l'Italia è un paese sostanzialmente che rimette ogni anno 5 miliardi in contributore netto, no? Dell'Unione Europea, non avrebbe fatto in tempo a recuperare i fondi attraverso questo sistema. Poi se uno guarda e dà la priorità alla liquidità immediata senza guardare quali sono le condizioni capestro che ti pongono, è libero di farlo, naturalmente ne risponderà direttamente alla, diciamo, alla cittadinanza. Direttamente in tasca sua dovrebbe Noi ci essere. siamo successivamente astenuti perché comunque è andata avanti un anno questa discussione e comunque il governo italiano ha dovuto deliberare e approvare attraverso il Parlamento delle manovre di scostamento che hanno superato comunque i 100 miliardi di euro, così come si era detto fin dall'inizio con Matteo Salvini sarebbe dovuto fare. Quindi purtroppo siamo spesso profetici. Sì, concluda pure. No, purtroppo siamo spesso profetici, solo che prima ci danno addosso, poi fanno le cose che diciamo noi, poi non ci danno mai ragione. Questo non vuol dire forse che noi a volte facciamo mi permetta, onorevole, di dire che a volte è un po' la comunicazione che è sbagliata, nel senso non colpa dei giornalisti, perché sempre è colpa dei giornalisti, no? Però a volte è il modo di fare comunicazione che purtroppo non sempre si trasmette quel messaggio giusto in modo non corretto. Ma onestamente, sì. No, volevo dire che non è facile perché i temi sono stati sicuramente complicati e nuovi per tutti. Inoltre noi non disponiamo dei mass media di cui dispongono le maggioranze italiane ed europee. E questo non riguarda ovviamente le libere TV locali. Ma oggi guardi, si può superare questo ostacolo attraverso i new media, dunque attraverso come vede, io non è che sono una forza, come si dice, di comunicazione, sesto potere o via dicendo. No, ma infatti non mi riferivo ma volevo dire, ci sono anche i sistemi, tranquillamente, i sistemi tradizionali si possono tranquillamente bypassare utilizzando i social in modo giusto e corretto proprio per fare informazione e spiegare esattamente quello che accade. Però ripeto, a volte può capitare che il messaggio arrivi distorto perché lo stesso che magari lo manda non è, come si dice, connesso nel momento giusto. Senta invece, che volevo chiedere, ma perché c'è questa tanta diffidenza verso l'Italia da parte, diciamo, dei principali partner europei? Lei da un anno e mezzo, insomma, vive in questo sistema Europa quasi 2 anni, anzi quasi 2 anni, perdono, subito. Perché c'è questa diffidenza a sganciare l'assegno circolare verso l'Italia? Nel senso che vedono sempre qualcosa di losco sotto, indifferentemente di chi c'è al governo. Beh, diciamo che l'Italia sconta una sostanziale instabilità politica, quindi dei cambi di governo piuttosto frequenti e conseguentemente la difficoltà prima di tutto ovviamente è quella di avere diciamo, un interlocutore continuativo, diversamente da altri paesi europei, non tutti, ma altri diciamo sono abituati a cambiare governo magari ogni volta che vanno a elezioni, ma non più volte durante una legislatura. Altri sono abituati, come in Germania, ad avere una leadership che dura oltre 20 anni e quindi è ovvio che ci sono delle condizioni diverse. Quello che forse più preoccupa alcune forze europee sono la capacità di pagare il debito e di conseguenza questo è il tema. Noi ancora oggi non è che sappiamo... Mi permetta, onorevole, io lo faccio domanda da semplice cronista di provincia, no? A cui il voyeurismo non gli si addice, ma non è che hanno paura di dire ma a questi italiani continuiamo a dare soldi e poi non sappiamo dove vanno a finire, nel senso si sa dove vanno a finire ma non nelle tasche giuste, tanto per essere chiari. Forse questa diffidenza che purtroppo portiamo avanti, non tutti i casi, però purtroppo portiamo avanti questo sistema di prendere i soldi e poi non si sa dove vanno a finire. Ecco. Forse questa potrebbe essere non credo sia questa la prima problematica. La prima problematica è che i fondi del Recovery Fund dovranno essere utilizzati per investimenti e non per spesa corrente e nell'ambito degli investimenti molto probabilmente le scelte che dovranno essere fatte dovranno essere compatibili con la programmazione pluriennale dell'Unione Europea. Quindi per esempio penso alle infrastrutture che magari il governo italiano
intende rafforzare, ancora non sappiamo esattamente quali, ma lo scopriremo più avanti, devono essere scelte probabilmente tra quelle che sono previste nella programmazione delle infrastrutture transfrontaliere europee, che sono frutto di una concertazione di, ovviamente anche bracci di ferro, ma di scelte politiche che guardano al 2050, per intenderci, neanche al 2030 più. Beh, comunque 2050 per chi non ne mastica di queste cose vuol dire dietro l'angolo, perché i tempi burocratici sappiamo che sono questi, insomma, gioco forte. Esatto. Senta, per quanto riguarda invece casa nostra, cioè il Friuli Venezia Giulia, dall'Europa arriverà qualcosa, nel senso qualche incipit, qualche messaggio chiaro per smuovere un po' la situazione anche attraverso dei fondi europei per aiutare magari, non so, giovani e meno giovani a far ripartire un po' l'economia anche attraverso iniziative legate ai vari bandi europei? Allora, con l'approvazione del piano pluriennale finanziario, ovviamente viene dato il via anche al finanziamento dei piani pluriennali che riguardano le varie misure note, tradizionali e storiche, ma anche qualche nuova linea che effettivamente va in quella direzione. Chiaramente alcuni fondi sono di accesso diretto, che però si può fare attraverso la partecipazione a dei gruppi di lavoro su progetti che siano replicabili in almeno 3 Stati membri o se non 5 di più, e altre linee di finanziamento invece saranno spendibili e utilizzabili attraverso una programmazione regionale che contribuisce a una programmazione nazionale, come di consueto, come in precedenza. Quindi adesso che il bilancio è disponibile, nei prossimi mesi noi cominceremo anche a fare questo tipo di informazione per permettere sia alle attività produttive che agli enti locali o comunque diciamo alle realtà, penso alle realtà culturali anche, no, che hanno tanto sofferto in quest'ultimo anno, di poter anche presentarsi su quello scenario. Naturalmente c'è una necessità di veicolare le informazioni giuste e ci viene in aiuto in questo momento anche l'importanza e la consapevolezza, credo, che la comunità regionale ha acquisito, che partecipare anche in modo serrato, anche in modo critico a un dibattito europeo ci porta anche a conoscere meglio quello scenario, le criticità, perché ce ne sono tantissime, ma anche le possibilità. Per esempio il fatto che sia stato approvato una, diciamo, una normativa che prevede la possibilità di sospendere la normativa sugli aiuti di Stato, viene incontro un po' a tutte le misure sia governative che regionali che sono state assunte in questi mesi per aiutare le attività economiche, ma naturalmente anche partecipare ai programmi europei, se saremo capaci di partecipare in modo massivo, costruttivo e da protagonisti, ci potrà aiutare. Certo bisogna cambiare un po' il sistema di approccio. La marcia dell'auto, sì. insomma. No? Questo senz'altro, è sapere che quelli comunque, diciamo, i fondi governativi saranno un debito che la prossima generazione dovrà restituire, quindi le condizioni le scopriremo prossimamente. L'accesso ai fondi invece prevede anche la partecipazione ai programmi chiave che sono quelli della digitalizzazione e della decarbonizzazione in particolare. Che serve sì. Soprattutto la digitalizzazione serve perché stiamo vedendo insomma in questi giorni l'handicap in cui viviamo nel nostro paese, no? Con sì, zone noi che non sono coperte. Su questo eravamo d'accordo, siamo stati molto più critici sulla decarbonizzazione, non perché siamo contrari alla decarbonizzazione, ma perché il percorso deve essere accompagnato anche da ammortizzatori o sistemi di formazione riprofessionalizzazione che permetta alle persone che hanno finora fatto un determinato tipo di lavoro di potersi preparare e in qualche modo impegnare in altre forme lavorative con gradualità e con coscienza, perché noi parliamo sempre di vite umane e di famiglie che devono affrontare queste tematiche. Che dobbiamo guardare avanti, insomma. Esatto. Senta, onorevole, poi la lascio perché il tempo stringe. Per quanto riguarda invece le ultime evoluzioni della Lega in Friuli Venezia Giulia, questo cambio al vertice, si dice era già tutto programmato eccetera, qualcuno invece
qualcosa non va perché Salvini non è contento di Fedriga e via dicendo. Ma Lei no, che è ma no. e lei non è solo un attivista, ma è dentro nel partito, cosa ci racconta? Vi racconto che in questo momento è necessario raddoppiare, triplicare e decuplicare le energie per dare ancora più impulso alla ottima attività amministrativa e legislativa della Lega in regione, quindi di Massimiliano Fedriga, ma fare anche conoscere tutte le altre tematiche politiche, relazionarsi con il territorio anche in modo politico. Perciò sia io che Marco Dreosto siamo a disposizione e siamo stati impiegati, io per quanto riguarda l'incarico provinciale della Lega sul territorio della provincia di Udine e il collega Dreosto per quanto riguarda la segreteria politica regionale. Infatti tra poco vado proprio a un incontro con lui e cercheremo di mettere a frutto un po' di azioni politiche utili a rafforzare quanto più possibile o far conoscere quanto più possibile l'attività della nostra regione, perché comunque l'attività del nostro Massimiliano Fedriga e di tutta la sua squadra, dello staff, dei consiglieri e della giunta è nota, non a caso è uno tra i migliori governatori d'Italia unanimemente riconosciuto, quindi siamo in grande collaborazione. Io ringrazio Elena Rizzi che deve lasciarci, grazie ancora per il suo intervento, avremo altre occasioni per parlare con lei, ci auguriamo insomma che il Covid, questa maglia che evita un po' i contatti diretti, magari di avere un'occasione di fare un'intervista un po' più lunga, più nel dettaglio, face to face come si dice, o qui o addirittura proprio nella sede operativa di Strasburgo o Bruxelles in base a quelle che sono le esigenze. Grazie ancora e le auguro Grazie a buon voi. fine 2020 e buon inizio 2021. Buon anno, grazie, buone festività e grazie per questa occasione. Bene, grazie a lei, la salutiamo. Noi intanto andiamo avanti soltanto perché stiamo attendendo una notizia di sport, proprio in questi momenti si sta giocando il finale per quanto riguarda la partita di calcio tra Manzanese e Chions, il risultato vedeva la formazione, ecco vediamo il finale proprio velocemente, poi vi daremo tutto il tabellino completo nel corso della prossima edizione del nostro infotv.net. Dunque la Manzanese ha battuto il Chions 3-2 nel derby di campionato del girone C di Serie D. Ripeto ancora il finale a Chions, Manzanese batte Chions 3-2, era una partita importante, non bene chiaramente per gli amici di Chions perché sono lì nel fondo classifica, molto bene invece per la Manzanese che ancora una volta dimostra con i fatti che quest'anno è l'anno giusto per tentare il salto ulteriore, dopo la d'eccellenza, la Serie D, tentare quel famoso salto di categoria che è la Serie C. Poi ripeto, nella prossima edizione del nostro infofriulitv.net vi daremo poi i dettagli anche con i risultati completi della giornata. È tutto per quanto riguarda questa finestra informativa, grazie ancora come sempre per la visione e l'ascolto, Mandi e alla prossima.